Il Presidente di Indipendenza Veneta, sentiamo come la pensa sulla rivolta dei sindaci, le dimissioni. Una volta dicevano restituiamo le chiavi, ridiamo le fasce, lo hanno anche fatto, hanno fatto le marce su Roma, ma... No, beh, le marce su Roma forse evocano qualcos'altro che lascerei perdere. Chiamiamole teniamola fuori. Marce a Roma. Diciamo che condivido pienamente quello che diceva prima l'onorevole Frata Pasini nel momento in cui dice che questi gesti sono necessari. Perché qui sento per l'ennesima volta, direttore, quante volte abbiamo ascoltato gli ospiti in questa trasmissione dire così non si può andare avanti, bisogna fare qualcosa, chi al governo deve intervenire, ma coloro che pronunciano queste frasi sono esponenti di partiti al governo. Nel momento in cui tutti, mi sembra di capire, o quasi tutti siamo d'accordo sulla diagnosi, c'è questa malattia che impedisce ai comuni di lavorare, di spendere i propri soldi, perché vengono poi mandati giù a Catania piuttosto che non so dove, non ho ancora capito quale sia la terapia proposta. Cioè, diciamo, non si può modificare il patto di stabilità perché è una norma europea. Non è vero. La stessa ANCI, l'abbiamo sentito dichiarare prima, proponeva di togliere il patto di stabilità ai comuni sotto i 5.000 abitanti, cioè delle possibilità di intervento ci sono. Non le ho sentite, semplicemente non si vuole. Quando prima Pipitone diceva mandiamo a casa gli amministratori che sforano i bilanci, ma dobbiamo renderci conto che ci sono centinaia di amministrazioni, faccio un esempio per tutti, la Calabria, che i bilanci non solo li sforano, ma nemmeno li presentano. La Calabria non presenta il bilancio della sanità, ma c'è qualcuno, lo chiedo agli ospiti, tutti qui presenti, a lei direttore, c'è qualcuno che pensa che veramente sia possibile con gli strumenti normativi attuali, chiunque sia al governo, destra, sinistra, Lega, che sia possibile intervenire in questa situazione e porvi rimedio? Io non lo credo, quindi ben venga quella che lei ha chiamato una rivolta, io direi una presa di coscienza da parte di tutti i sindaci veneti che rimettano le chiavi, come lo vogliamo dire, le fasce tricolori ai rispettivi prefetti, come ha fatto il sindaco di Scodose, al quale va tutta la nostra piena approvazione, piena solidarietà, e vediamo se a questo punto questi gesti eclatanti, pacifici sia chiaro, ma eclatanti e decisi e decisivi, forse possano servire a far capire come il Veneto non sia più disponibile a seguire questo tipo di strada. Allora, sentiamo un attimo il Presidente di Indipendenza Veneta e poi Pipitone e poi Volpe Pasini di nuovo. Vorrei capire davanti a questo finto buonismo, perché è chiaro che a tutti dispiace vedere morire la gente, ma vorrei capire il motivo per cui questi disperati che scappano da guerre, si dice, da povertà, si dice, eccetera, non passano attraverso la Spagna che è a 2 miglia o 3 miglia dallo stretto di Gibilterra. No, gli sparano addosso. Sì, cari signori, informatevi, passano anche di là. Oggi cosa ha fatto Malta? Ha segnalato alla nostra marina, guarda che c'è una barca in difficoltà, vai a recuperarli. Non vanno per la Turchia o per la Grecia, arrivano tutti in Italia. Perché quando sanno che in Italia c'è una legislazione che, oltre a dare vitto e alloggio, sacrosanto a chi arriva disperato, mezzo morto in mare, ma pure li garantisce 46 euro al giorno. Quando, avvocato, quando i nostri sindaci, e torno lì, non sono in grado di dare 46 euro al giorno al nostro vicino di casa che muore di fame, di questo dovreste vergognarvi. Scusi, prima io do da mangiare alla mia famiglia, dopo che la mia famiglia ha avuto lo stretto necessario per mangiare, allora mi preoccupo se me ne avanza di dare agli altri, perché un conto è tirarli fuori dal mare e salvargli la vita. Un conto è dargli 46 euro al giorno di soldi nostri, tolti alle nostre amministrazioni, ai nostri sindaci. Quando poi dice, scusi, quando poi l'esponente del PD dice ma anche con Indipendenza Veneta verrebbero comunque qui i profughi, io non ho mai visto, forse mi sbaglio, chiedo, ma non ho mai visto sbarcare delle navi di profughi davanti alle nostre coste. Forse me ne sbaglio. Sicilia, vediamo come se la cavano. Ma la Sicilia si arrangia. La Sicilia si arrangia. Io parlo per l'indipendenza veneta. Io parlo, come ho detto prima, per la mia famiglia. Quando la mia famiglia, intesa come la mia comunità, avrà la possibilità di risolvere i suoi problemi, sicuramente aiutare gli altri, perché non dimentichiamo che il Veneto, ogni tanto qualcuno se lo dimentica,
quando Gian Antonio Stella, ricordo, aveva scritto quel pessimo libro Skei, dicendo che noi pensiamo solo ai soldi, ma ricordiamoci, e quella scritta sotto il teleschermo ce lo ricorda ogni minuto, siamo i primi in solidarietà in Italia, i primi in istituzioni, in associazioni di volontariato. Quindi non è vero che noi pensiamo solo ai skate, ma in questo momento abbiamo il dovere di pensare prima a noi, di pensare prima all'indipendenza veneta. Perché qui continuiamo tutti a denunciare dei danni, delle situazioni gravissime e non ho ancora sentito da loro signori una soluzione. Io ne propongo una, l'indipendenza veneta. Non siete d'accordo? Ditemi cosa proponete, perché quando si dice deve essere l'Europa a risolvere il problema degli immigrati, ma se non siamo capaci come nazione italiana di riportare a casa, lo dico sempre, 2 disgraziati marò che sono da un anno poveretti in India, questo è il nostro peso, questo è il peso dell'Italia, il non peso dell'Italia. E cosa volete che siamo capaci di ottenere dall'Europa quando il massimo, come diceva prima l'onorevole Pasini, frata Pasini, è andare a pietire qualche euro, qualche spicciolo in più, qualche deroga in più all'Europa? Ci dobbiamo preoccupare prima delle nostre famiglie, poi di tutto il resto. L'indipendenza veneta, Cantarutti. Sì, no, credo, direttore, scusi, stavo guardando un SMS arrivato adesso di una persona che ci scrive dicendo io sto per emigrare in Olanda perché qui non riesco più a stare. Mi piace l'idea di tornare al titolo, sindaci, antitasse e altre dimissioni, perché rischiamo di far passare come il problema dei problemi quello dell'immigrazione clandestina, quando invece il problema dei problemi è la gestione di quello che sta accadendo nelle nostre comunità, in particolare, come è stato ricordato prima, i sindaci che non possono più dare servizi, non ne hanno, perché se va una famiglia con 2 bambini disabili, parlo di un caso di un mio vicino di casa, con 2 bambini disabili a chiedere aiuto ai servizi sociali, gli rispondono mi dispiace, umanamente ti siamo vicini, cercheremo di fare delle collette, eccetera, ma il comune non ha i soldi per darti aiuto, non ce li ha. Queste sono le realtà. Quella dell'immigrazione è un problema, ma non è il problema che in questo momento sta vivendo il Veneto. Per cui vorrei dire, torniamo a quelle che sono le priorità che dobbiamo affrontare. Continuo a dire che non ho sentito nessuna ipotesi, nessuna soluzione per affrontare queste priorità. Come si fa a fare in modo che i sindaci possano dare i servizi nei propri comuni, visto che questo è il titolo della nostra trasmissione? C'è un modo solo, evitare di dare i soldi, sono 20 miliardi di euro all'anno arrotondo di residuo fiscale, di dare i soldi via dal Veneto, perché ogni anno sono 4.000 euro, sempre arrotondo, per ogni cittadino veneto che prendono la strada di Roma e non li vediamo più tornare indietro. Allora, siccome nessuno qui dentro e neanche fuori da qui ha il coraggio di dire che non ci sono altre soluzioni al di fuori dell'indipendenza, perché non ce ne sono per trattenere queste risorse, per far funzionare uno Stato come si deve, perché non è solo questione di tasse, di skei, come diceva Gian Antonio Stella, è questione di organizzazione della vita. Se io devo chiedere l'allacciamento a Enel per il mio capannone, mi occorrono 60 giorni lavorativi. In Carinzia, a pochi chilometri da qui, a 2 ore di strada da qui, me li allacciano in giornata i contatori Enel. Cioè, gli è tutto da rifare, direbbe Bartali. Allora, prendiamo seriamente in considerazione e ammettiamo che questo è uno Stato fallito, tecnicamente fallito. Nessuno propone, perché non esistono soluzioni per evitare questo fallimento. Abbiamo un dovere verso le nostre famiglie, verso le nostre istituzioni che rispettiamo, e qui chiedo anche a Luca Zaia e Clodovaldo Rufato di darsi una mossa, perché la legge che indice il referendum per l'indipendenza l'hanno fermata ed è ora che la ritirino fuori dai cassetti, lo dico ad entrambi, perché c'è stato l'entusiasmo, però adesso è quasi un mesetto che Luca Zaia e Clodovaldo Rufato e il Consiglio regionale, compreso Pipitone, ma che si è sempre dichiarato contrario, quindi lui fa giustamente la sua parte, si diano un pochino una mossa. Non si può denunciare i problemi senza indicare le soluzioni. Chi governa ha la responsabilità di indicare la rotta
di dare la strada a tutti e di portarci in un porto sicuro, che è quello dell'indipendenza Ma veneta. ci vorranno 30 anni perché si arriva Certo, all'indipendenza finché del voi vi Veneto, mettete di dopo traverso, referendum, finché vi mettete di dopo una traverso, nuova, diciamo finché così, vi carta mettete di traverso regionale, poi ed dovete evitate di vincere ammettere il anche le cose referendum. più elementari. Poi dovete vincere il referendum, perché dovete anche vincerlo, ci mancherebbe può altro. anche essere che non lo vinciate, mettetelo anche le sul dico conto. di sì sulla carta, non lo metto in conto perché per tutti cui- sappiamo, per cui non lo sappiamo. a cominciare dal suo collega di partito no, non lo sappiamo. Massimo Cacciari, che ha detto inutile far votare, anche la Laura Pupato in discussione in Consiglio regionale, Pipitone lo ricorderà, è inutile farli votare i veneti perché sappiamo già come andrebbe a finire, quindi questo non lo metto nemmeno lontanamente in conto, però si rispetta il volere dell'elettorato, su questo non ci sarebbe molto piove. più semplice e immediato se Maroni anche rispettasse quello che si è impegnato a fare durante la campagna elettorale per le regionali e per le politiche. Facesse la macro regione, che No, però si non si partisse- Ma è mettono solo un guinzaglio, d'accordo. la macro regione è solo un guinzaglio più parlo di- lungo, è non sempre parlo- un non parlo di guinzaglio, macro dai. regione. Presidente, e poi dobbiamo chiudere, prego. Solo prego. una No, battuta no, finale per rispondere a quello che diceva prima l'avvocato Tocchetto, che diceva sì, ci sono 2 voti solo su 6 qui dentro a favore del referendum per l'indipendenza. Tre, visto quello che diceva Fretta Pasini. No, ma vorrei ricordare che 2 consigli provinciali, provincia di Venezia e provincia di Padova, e 109 comuni del Veneto hanno già approvato un ordine del giorno con il quale sollecitano la Regione ad approvare la legge che indice il referendum. Non sono 2 voti, sono i voti di istituzioni che rappresentano oltre la metà dei cittadini e degli elettori veneti. Questo è giusto perché sia fatto un momentino di chiarezza su quello di cui stiamo parlando. Quindi, torno a dire, cerchiamo di mettere i nostri sindaci nella condizione di poter tenere i soldi e dare risposte alle nostre famiglie. Dopo verranno tutti gli altri, perché gli altri sono i problemi che possono essere trattati dopo.